la bicicletta sembrava più facile, in verità era un continuo saliscendi con 9 rilanci in 20 km, quindi bisognava avere un po' di gamba. È stato meglio stare da solo che stare in gruppo, a mio parere. E la corsa bellissima, anche se c'è caldo, però l'essere tutto all'ombra ha aiutato. E vabbè, il nuoto fantastico, dai, bellissimo. È stata una gara alla fine all'inseguimento dopo il nuoto comunque partito forte, sono riuscita a uscire sulla seconda posizione, poi in bici ci siamo date una mano, io e la ragazza che era davanti, e è stata una bella gara, poi combattuta fino alla fine, fino agli ultimi metri, e nella corsa alla fine ho cercato di tenere il più possibile e poi siamo arrivati in volata, quindi è stata proprio una bella battaglia dall'inizio alla fine.